purtroppo. In ambulatorio. Io non sono come il dottor Rocco che poteva essere libero da impegni Ma era in lavorativi. pensione, lui era in pensione. E invece la questione dei medici in pensione, adesso ne stanno andando sempre di più ed è tutta gente che è ancora operativa, perché se fossero dipendenti ospedalieri, universitari sarebbero ancora a lavorare, no? Fino a 70 anni. E sono tanti, Direi di sì, purtroppo il momento che stiamo vivendo è molto impegnativo e quindi E appunto, adesso vanno in diventa... pensione perché sono costretti ad andare e c'è bisogno e non c'è ricambio generazionale. Ha visto, appunto, siete usciti anche voi con la storia di Canciani, ma come si fa, detta fra noi adesso, a mettere uno laureato in giurisprudenza a dirigere un distretto? Ma diciamo che si sono trovati Sì, a possiamo dover andare. dire... Possiamo andare, via, pronti. Un saluto ai nostri amici telespettatori e oggi il nostro gradito ospite, il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, il dottor Gianluigi Tiberio. L'abbiamo raggiunto via Skype nel suo ambulatorio. Buongiorno dottor Tiberio, tutto bene? Ci illustra quella che è la situazione. Lei tra l'altro tocca con mano le problematiche di ogni giorno che riguardano soprattutto i medici di medicina generale, i medici di famiglia. Sì, certo, non sono in ambulatorio, sono a casa. Ah, è a casa oggi. In ambulatorio ce l'ho al pomeriggio, sì, non avrei tutti questi bicchieri in ambulatorio. Non avevo osservato, adesso che sto guardando bene. Ero troppo concentrata a pensare appunto alla trasmissione. Quindi situazione generale per quanto riguarda i medici di medicina generale. Sono scesi in campo più volte, soprattutto nella sua zona, no? Per dire siamo pronti a dare una mano, però non tutti hanno la possibilità di essere impiegati a pieno, nel senso che ricevono tante telefonate, non hanno chi li aiuti in ambulatorio, quindi si sono organizzati in vari modi, no? Come le aggregazioni per poter garantire un servizio. Sì, diciamo che le organizzazioni funzionali hanno dato la loro risposta perché ci permettono di lavorare anche in gruppo per fornire maggiori servizi ai nostri assistiti. Un esempio è la possibilità di gestire i tamponi rapidi che nella nostra zona funzionano veramente molto bene perché abbiamo aperto 4 postazioni, una a Perteo Leruda, una a Palmanova, una a Latisana e una a San Giorgio, dove questi colleghi giornalmente prestano la propria opera facendo diciamo, i tamponi rapidi e intercettando precocemente le persone affette da Covid. Questo ci ha permesso di rimettere in sicurezza un po' il territorio, infatti i numeri dei contagi sono piuttosto diminuiti in questi ultimi giorni. Adesso un po' la incognita a cui ci troviamo ad affrontare è la variante inglese che sembra abbia una maggiore contagiosità e quindi a fronte anche di questo invitiamo la popolazione a mantenere alta la guardia. Ecco, mantenere alta la guardia e tra l'altro anche lo stesso vice governatore Riccardi ha detto che vengono messe in atto tutte le misure precauzionali possibili, soprattutto per quanto riguarda anche le scuole, quindi a fronte di una protesta, a fronte di disagi di famiglie e di genitori, però c'è la necessità di tenere alta la guardia e di stare molto, molto attenti, soprattutto in questo periodo, proprio perché ci sono queste varianti. Esattamente, sappiamo che la variante inglese ha una maggiore contagiosità e quindi è necessario che noi manteniamo alta la guardia e soprattutto raddoppiamo le nostre attenzioni proprio per evitare di riaumentare i contagi nuovamente. Sente, anche per quanto riguarda le vaccinazioni,
c'è la vostra disponibilità, però si pensa al fatto che lei mi diceva proprio, ci siamo sentiti recentemente, proprio in un'intervista radiofonica via Skype, insomma, che se manca la farina non si può fare il pane, questa è una sua frase. Ecco, ci sono speranze, quali notizie ha anche attraverso l'ordine nazionale? Diciamo che purtroppo la disponibilità dei vaccini non è quella che vorremmo tutti avere, abbiamo una disponibilità che arriva un po' col contagocce, e quindi a fronte di questa disponibilità dobbiamo fare i vaccini a seconda appunto della disponibilità dei vaccini che abbiamo. Purtroppo questo è un limite che non ci permette di ottenere una vaccinazione in tempi molto rapidi. Confidiamo però che da qui ai prossimi mesi la disponibilità di vaccino, con l'ingresso magari del vaccino AstraZeneca, del vaccino Johnson Johnson e se verrà preso in considerazione anche lo Sputnik, potremo avere delle buone opportunità per vaccinare in tempi brevi un gran numero di persone. Senta, e per quanto riguarda, perché voi avete somministrato vaccini per quanto riguarda l'anti-influenzale, ne avete somministrati parecchi quest'anno, no? Una percentuale superiore rispetto a quella dell'anno scorso. Si sono rilevati, almeno per quanto riguarda la sua zona, casi di influenza, la solita, cioè l'influenza con cui siamo abituati a convivere? Quest'anno, a mio avviso, mi sono confrontato anche con molti colleghi, abbiamo avuto una percentuale di forme influenzali estremamente bassa. Personalmente non ricordo più di 4 o 5 casi, e quindi direi che da una parte la vaccinazione che ha raggiunto livelli di target sulla popolazione molto elevati, siamo andati quasi tutti oltre il 70-75%, dall'altra parte l'uso delle mascherine, l'uso del distanziamento, l'uso delle misure di sicurezza che tutti noi mettiamo in pratica per prevenire il Covid, hanno dato la loro risposta. Stanno circolando in rete degli studi in cui si vede, dei grafici in cui si vede che la incidenza di influenza in quest'anno è praticamente pari a zero. Senta, facciamo anche un ragionamento per quanto riguarda i servizi erogati dalle aziende sanitarie, i servizi dei quali i cittadini che soffrono di altre patologie al di là del Covid hanno bisogno. Quindi è tutto organizzato in maniera più lenta, ma non nel senso che proprio, cioè lenta perché sono più lenti gli operatori, perché c'è tutta la prassi, tutta una prassi che va seguita. Ecco, secondo lei ci vorrà tanto per ritornare alla normalità? Ma guardi, mentre quello che è successo nel primo lockdown, quindi a marzo dell'anno scorso, ha creato un rallentamento su tutta la patologia non Covid, diciamo così, adesso come adesso le risposte vengono date forse anche in tempi più brevi, tant'è che le visite programmate non ci sono più e vengono utilizzate per le prenotazioni solamente le visite brevi e le visite diciamo in tempi un pochettino più lunghi, ovvero 30-60 giorni. Quindi la prenotazione a 6 mesi o a 8 mesi di fatto non c'è più. Nella nostra prenotazione, nella nostra situazione, quindi ci troviamo a dover gestire le persone fornendo poi delle risposte anche un pochettino più rapide. È chiaro che viene un po' meno quello che è le indagini di routine, i controlli seriati a distanza di 6-8 mesi o un anno. Senta, parliamo anche della sanità del futuro. È logico che al termine della pandemia nulla sarà come prima, ci sarà un'organizzazione diversa. È proprio lo stesso ordine dei medici come guarda al futuro, tanto più che proprio in questo periodo c'è un grande cambio generazionale anche negli ospedali, nei servizi, anche sul territorio. Tante persone che vanno in pensione che non si sa ancora da chi saranno sostituite, come,
non è una fuga, ma tante persone devono andare in pensione perché appunto sono arrivate ormai al limite della loro carriera, ma non ci sono le persone che le sostituiscono. Beh, diciamo che il problema non sta proprio in questi termini. Stiamo assistendo a quella che in termine tecnico, in gergo, viene chiamata la cosiddetta gobba generazionale. Diciamo, gran parte dei colleghi fanno parte di una fascia di età che nei prossimi 5-10 anni raggiungerà l'età della pensione. Quindi gran parte dei colleghi che a tutt'oggi sono in attività si troveranno ad andare in pensione nei prossimi giorni. È una cosa che sapevamo da molti anni. Quello che forse non è stato fatto è la programmazione che noi avevamo più volte sottolineato di iniziare a fare per tempo, ovvero preparare le giovani leve, preparare i giovani colleghi a subentrare a questo gran numero di colleghi che andrà in pensione da qui ai prossimi 5-10 anni. Senta, per quanto riguarda l'Ordine, programmi e indicazioni che arrivano in questi giorni dall'Ordine dei Medici di Udine, ai medici e ai cittadini. In che senso, perdoni? Proprio per quanto riguarda la prevenzione, per quanto riguarda i comportamenti. Il suggerimento del Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, quale deve essere? Il suggerimento è quello che ormai abbiamo sentito ripetere più e più volte. Adesso come adesso abbiamo dei numeri che sono ancora buoni e dobbiamo mantenerli. Quindi per mantenerli c'è bisogno del nostro impegno, mantenere alta la guardia, mantenere alte le misure di distanziamento e di sicurezza, l'uso della mascherina, evitare di frequentare gruppi di persone, evitare di trovarsi assieme, quello che poi ci piace di più, cioè socializzare. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale. Oggi abbiamo incontrato il dottor Gianluigi Tiberio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Grazie per essere stato con noi, grazie anche ai nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie a voi.